Natale tecno, telefonini, smartphone, iPhone e tablet sono quelli che hanno ancora mercato in questo periodo di crisi e saranno gli oggetti più numerosi che questa notte si troveranno sotto l'albero. Allora, assolutamente il regalo più ambito per il Natale è lo smartphone. Si differenziano tra le varie marche, però le punte di diamante restano da anni, da svariati anni, sempre e solo Apple come iPhone e Samsung per quanto riguarda S4, S3 sono i prodotti più ambiti. Ovviamente vengono anche molto regalati dai vari familiari, chi lo regala alla fidanzata, alla moglie e ai vari figli. Secondo classificato? Secondo classificato, a pari merito quasi con i smartphone, sono i tablet. Vanno molto da qualche anno a questa parte perché sostituiscono sia i telefoni che i vari computer portatili. Stiamo cercando qualcosa di economico che si adatti alle nostre tasche, ma sono anche care, per quest'anno sono anche care. Sta facendo gli ultimi acquisti prima di Natale? Sì, sì, Sta regalando qualcosa? cerco di regalare un telefonino. Un altro oggetto molto regalato è il libro, malgrado il costo della carta abbia fatto schizzare il prezzo alle stelle. E al di là degli abituali lettori e gente che regala libri, stiamo vedendo che c'è un incremento grazie al fatto che il libro è un ottimo regalo, non si sbaglia mai. E con la crisi molti commercianti, per accaparrarsi la clientela, hanno deciso di abbinare ad un acquisto anche un regalo. È il caso della parafarmacia di Cannatello. Noi abbiamo come idea il regalo dei trattamenti che possiamo fare con la linea Oxygen o la linea Nux. Poi facciamo dei pacchetti tipo la sigaretta elettronica che con i nuovi decreti si può adoperare tranquillamente. Poi facciamo dei pacchetti con gli spazzolini elettrici. Comprando uno di questi 3 pacchetti, noi diamo in omaggio questo trattamento con ossigenoterapia.